Negozianti in strada per protestare contro il fenomeno della vendita di prodotti definiti paccottiglia a Venezia e contro l'affidamento degli immobili a chi ha il solo obiettivo di fare soldi vendendo oggetti di qualsiasi tipo. Il manifesto affisso sulle loro vetrine si conclude così. Calle della Mandola si ribella e chiede ai proprietari degli immobili commerciali di partecipare alla salvaguardia di Venezia, selezionando la qualità delle imprese cui affidano i loro negozi. Noi crediamo che sia giusto investire insieme, quindi il proprietario del fondo e il commerciante investono insieme su un progetto di lungo periodo per poi trarre insieme un profitto maggiore nel tempo. L'assessore al commercio Costalonga annuncia un nuovo regolamento comunale con indicazioni ben precise sulla merce in vendita, con percentuale di prodotti locali, una stretta sul materiale non made in Italy e l'obbligo di fideiussione bancaria per chi proviene da paesi al di fuori dell'Unione Europea. Costalonga lancia un appello a Sovrintendenza e Presidente della Regione. E chiediamo di sostenerci come ha fatto nel 2018 quando abbiamo vincolato quelle che sono le aree della zona rialtina e della zona di San Marco. Questa iniziativa deve arrivare a comprendere tutta la parte storica della città veneziana. Calle della Mandola e Calle della Carità sono un'affollata arteria che collega Campo Manina a Campo Sant'Angelo in sestiere di San Marco, che oggi si pone come avanguardia alla resistenza al turismo di massa. C'è la necessità di espandere quel regolamento per difendere il tessuto sociale e produttivo e l'artigianato locale, i residenti, quelli che veramente danno quell'in più a una città che sta soffrendo. Una sofferenza che lo scultore Giorgio Bortoli ha denunciato con un leone marciano in croce regalato all'assessore Costalonga. Vedo la città, sento la città messa ingessata e in croce. Dobbiamo fare squadra perché oggi in Calle della Mandola, ieri in piazza San Marco. Ragazzi, popolazione deve unirsi per essere costruttivi.